Allora, con questa rete in sostanza si viene a creare un'identità dell'ITS Academy Veneto, si va a creare un sistema veneto dell'ITS che in qualche modo mette a sistema e in sinergia i servizi che vengono offerti e quindi diventa un sistema più efficiente e vengono anche razionalizzati quelli che possono essere i costi e le risorse, quindi impiegate al meglio le risorse. C'è stato un iniziale momento molto lento, poi invece hanno avuto uno slancio importante perché se pensiamo ai numeri siamo passati a poco più di 100 iscritti nel 2013 ad oltre 1 migliaio nel 2023, siamo ancora in costante crescita, quindi io penso che ci stiamo facendo conoscere bene e soprattutto i ragazzi e le ragazze che decidessero di scegliere un ITS Academy sanno che oltre il 90% di loro al termine del percorso di studio trova occupazione coerente col percorso di studio. Io credo che sia un sistema d'eccellenza soprattutto in regioni come il Veneto che fanno del lavoro una propria brand identity e dove questo sistema flessibile permette da una parte di migliorare l'occupabilità di chi oggi vuole inserirsi in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dall'altro invece proprio offre quelle competenze anche nuove che le nostre aziende ricercano. È un'alternativa all'università oppure è un percorso in qualche modo universitario, professionalizzante all'interno delle aziende? Si può dire che è un percorso parallelo a quello universitario, dove dobbiamo investire, crederci, ma soprattutto dobbiamo anche riuscire, ecco, questa sarà la prossima sfida, oltre a quella di farci conoscere sempre di più, anche quella di arrivare maggiormente all'universo femminile, che oggi tende ancora a preferire il percorso universitario rispetto all'ITS, ma questa sarà una sfida che coglieremo con piacere. Senta, la formula della scuola superiore di 4 anni più i 2 degli ITS può essere un percorso come Regione Veneto, come viene sostenuta? Perché poi si diceva che c'è anche il problema della visibilità, no? Il fatto che i corsi dell'ITS siano all'interno degli istituti un po' si perdono da un punto di vista proprio dell'immagine. Questo sarà sicuramente un tema che verrà affrontato in maniera, ecco l'importanza della rete che oggi abbiamo costituito, sarà oggetto di un ragionamento approfondito in cui cercheremo di utilizzare al meglio quello che è lo strumento del 4+2 che oggi è indubbiamente una risorsa. Quali sono gli indirizzi che danno maggiore prospettiva anche per indicarlo alle famiglie e ai giovani? Ma questo cambia anche in base alle attitudini degli studenti, in base anche un po' ai propri hobby, un po' anche alle proprie passioni, quindi non mi sento di dire che c'è un corso più importante dell'altro, c'è sicuramente un corso che rispecchia maggiormente le proprie attitudini. Ma da un punto di vista proprio dell'occupabilità, delle richieste anche delle aziende venete, perché poi alla fine uno magari obtorto collo sceglie un percorso che magari dà una prospettiva anche perché il lavoro è in continua evoluzione. In realtà quasi tutte le fondazioni garantiscono più del 90% dell'occupabilità perché già intercettano quelli che sono i bisogni del mercato del lavoro e di competenze, per cui in realtà un po' tutte garantiscono l'inserimento quasi immediato dello studente o della studentessa al termine del percorso di studi. E quindi hanno già questo compito selettivo che parte dall'origine, cioè una fondazione nasce in relazione all'esigenza avvertita nel mercato del lavoro.